Ciao Fra. Ciao, sì. Sì? Tu? Senti, com'è andato fino adesso il ritiro? Sono bene, mi piace a Chievo, è un gruppo più unito, no? Sono bene. Senti, io ti devo fare una domanda perché te la devo fare, da buon napoletano. Sai che noi mangiamo la pizza a Napoli, no? Sì. Tu presi il cappuccino prima della pizza, è una cosa che io non ho mai visto, come mai? Cioè, in Romania cappuccino sempre, come... No, in Romania no cappuccino, quando... Sei venuto in Italia, sì, hai preso il cappuccino, sì. ma non prima della pizza, perché il cappuccino a colazione si fa con il cappuccino. Ok. Tu conosci bene il gruppo? Sì. Chi giocatore fa più scarsa in gruppo? Quello che fa più scherzi vedrai tra una settimana, vedrai che io prendo un bastone e vedrai chi fa più scherzi. Io do delle randellate, gli do. Ok. No vabbè, comunque diciamo che è Alberto che fa più scherzi. Cioè delle volte è un martello, però ti fa divertire lo spogliatoio, quindi è divertente, Paolo. È difficile giocare in Serie A? Io, soprattutto con i nuovi, dico sempre che in Italia il calcio è più difficile, perché noi tatticamente siamo secondo me i migliori in Europa e nel mondo, secondo me. Quindi soprattutto per un difensore ci sono attaccanti molto forti, quindi bisogna allenarsi sempre bene e arrivare la domenica bene. Ok. Qual è l'attaccante più pericoloso in Serie A? Beh, l'attaccante più pericoloso fortunatamente è andato via, è andato con Paris Saint-Germain ed è Ibrahimovic era più forte, però ce ne sono tanti, Milito, c'è lo stesso Totti, Osvaldo, ecco. Per noi il campionato è molto più difficile perché sono tutti attaccanti forti e non ti puoi distrarre un attimo che ti fanno gol, bisogna stare sempre solo. Molto concentrazione, no? Concentrato, bravissimo, capito? Però prima di giocare, tu cappuccino, perfetto.